Per la prima volta dall'inizio della stagione il Lascari Cefalù di mister Giovanni Comito ha l'opportunità di portarsi in testa alla classifica. La squadra gialla e azzurra tra le mura amiche dello Stadio Ilardo contro la Luntina. 7 giorni dopo il blitz sul campo del Città di Villafranca partono però meglio gli ospiti che qui cercano un'opportunità in qualche modo allontanata dalla difesa proprio del Lascari Cefalù. Poi conclusione da parte di Giordano sulla quale man mano osserva la palla uscire fuori. Poco dopo, minuto 24, la giocata sulla sinistra da parte di Monaco che dà uno sguardo in mezzo, c'è Tiscione sul secondo palo che raccoglie e segna, ma secondo il direttore di gara, posizione di fuorigioco dell'ex centrocampista tra le altre della Ternana, fuorigioco che sembra quantomeno dubbio, insiste però il Lascari Cefalù sempre con Monaco, la giocata dentro l'area di rigore per Mocero che si gira in un fazzoletto, calcia col mancino. La palla esce sull'esterno della rete, insiste ancora la squadra di casa al minuto 40, questa volta l'azione si svolge sull'out di destra con la palla che arriva in mezzo allontanata dall'estremo difensore, poi Tiscione non riesce a indirizzare verso la porta. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questa palla in verticale per Pastorella che parte più veloce di tutti, segna, ma anche in questo caso fuori gioco, anche qui tanti dubbi. Ma il direttore di gara appare irremovibile. Occhio però al Lascari Cefalù che insiste ad attaccare, minuto 51, la palla dentro per Pastorella che prova a calciare, ma questa volta è impreciso. Minuto 70, continua il pressing da parte dei padroni di casa con questo cross che arriva al centro dell'area, ancora Mocero e ancora l'intervento di Pintagro a dire di no. Poi all'improvviso si fa vedere la Luntina che a un quarto d'ora dalla fine con Castrovinci crea l'opportunità per andare a segnare, ma man mano difende alla grande il primo palo e nega lo 0-1 che sarebbe stato beffardo. Occhio a questa azione, minuto 78 con la palla che arriva in area, conclusione di Tiscione respinta forse con un braccio, nulla da segnalare anche in questo caso per il direttore di gara. Dopo la respinta da parte del numero 18 Cresci Bene, insiste ancora il Lascari Cefalù con questa conclusione di Mocero che attraversa tutto lo specchio della porta, sembrava battuto questa volta Pintagro, poi all'improvviso nuova opportunità ancora una volta per il già citato Cresci Bene, la parata di man mano, ma l'azione non si arresta perché nel giro di pochi secondi la sfera arriva già dall'altra parte dove c'è Mocero che scatta sul filo del fuorigioco, questa volta la posizione è regolare, conclusione parata da Pintagro che nega il gol e di conseguenza la vittoria al Lascari Cefalù che non approfitta dello scivolone del Città di Villafranca, ma con questo 0-0 agguanta quantomeno in tandem la vetta della classifica di promozione Sicilia. Girone B, da Sportisili è tutto, alla prossima!